Ciao, benvenuta. Grazie. Questa è la pasticceria Mazzucato, mia, è nata dal sogno mio di mia mamma e quindi sono un sacco curiosa di fartela vedere. Allora entriamo. Laura, siamo nel tuo dolce mondo, ci vuoi raccontare? Questa è una pasticceria, panificio, anche produzione? Sì, produciamo anche tutto quello che vedi qui, è tutto fatto da noi, dal dolce al salato, facciamo tutto. E parte diciamo da una tradizione del nonno, addirittura dal bisnonno, se proprio vogliamo metterci a guardare tutto l'albero genealogico. E io ci sono entrata un po' per caso, però devo dire che mi piace un sacco e mi piace anzi l'idea di portare avanti questa tradizione non solo di quello che facciamo ma anche proprio del come lo facciamo, perché sono andata a rivedermi anche le vecchie ricette, quindi ci tengo molto. Banalmente, per dire, lo racconto spesso, noi facciamo tantissimi dolcetti, tra cui magari le crostate, le crostatine, e io le amavo da piccola perché mia mamma me le portava a casa, avevano un panificio che tuttora esiste a Padova e mi portava a casa un sacco le crostatine alla marmellata. Io amo la marmellata e noi usiamo ancora lo stesso secchio della stessa marmellata che si usava 30 anni, 40 anni fa. Qual è stato l'errore, l'imperfezione che hai fatto e che ha dato vita a tutto questo? È una seconda vita, visto che parliamo di una storia. Esatto, beh, allora diciamo che da me c'è stato un po' di confusione all'inizio per aprire qui, nel senso che appunto io non c'entravo niente in questo settore, io studiavo, ero una ragazza che ha fatto il liceo scientifico e poi mi sono iscritta all'università, facevo ingegneria aerospaziale, quindi tutt'altro. Non c'entra nulla. Non c'entrava nulla. Mia mamma aveva il suo mondo, il suo negozio in centro a Padova, poi nel frattempo che io ero ancora alle superiori ha deciso di aprirsi la sua filiale per staccarsi un po' dallo zio, insomma per essere una cosa più sua, e ha deciso di aprire qui vicino più a casa, a Saccolongo, dove siamo stati per parecchi anni, e l'ha aperta nel 2011. E da lì lei si è fatta la sua vita, io andavo lo stesso sì a dare una mano, ma ogni tanto così, più per divertimento che per lavorarci davvero. Mi iscrivo all'università, poi purtroppo c'è stato un evento che mia mamma ha avuto un tumore al seno e lì ho deciso di aiutarla, ho messo un po' da parte lo studio, ho detto do una mano, un po' anche perché mi piaceva, mi dispiaceva per anche i nostri dipendenti, quindi ho detto diamo una mano, lei giustamente non riusciva più a lavorare più di tante ore, quindi... E da lì c'è stato un turbinio perché purtroppo il tumore è durato 3 anni e mezzo, quasi 4, e poi alla fine è mancata nel 2019 e io nel frattempo avevo messo da parte lo studio, mi ero affezionata anche al lavoro, mi è piaciuto e quindi ho deciso di portarlo avanti. E poi quindi da lì cosa è successo? Addirittura Covid, c'è stato il Covid. Mancanza della mamma, Covid, non sapevo più bene cosa fare e lì in realtà all'inizio con il rosso, nonostante avrei potuto tenere aperto, ho detto beh intanto chiudo, anche i dipendenti ho detto siamo tutte donne, eravamo tutte donne, siamo ancora tutte donne, ho detto ragazzi mi fermo e ci penso un attimo perché ero ancora giovane, non che adesso però insomma sono passati degli anni, ho detto aspettiamo un attimo, vediamo un attimo. Alla fine mi hanno convinto un po' loro, un po' la mia clientela che si è un sacco fatta sentire, mi ha detto ma come non apri più? Devo dire che poi c'era il sogno nel cassetto di una mamma e anche mio che ne parlava con me, ma sai Laura stiamo andando bene, ci piacerebbe aprire più grande, tu cosa ne pensi, facciamo, non facciamo? E alla fine io lì ho deciso, mi sono presa un paio di mesi, in questi paio di mesi mi sono detta se dobbiamo farla facciamola più in grande e ci siamo spostati di poco come metri perché eravamo poco più indietro nella strada, sempre a Saccolongo riaperto in un posto più grande dove abbiamo anche il nostro laboratorio e sono contenta, quindi è nato da una grande imperfezione, ma devo dire che abbiamo fatto una bella cosa, sono proprio contenta. Laura, ci racconti questa realtà in tutte le sue sfaccettature e volti? Certo, volentieri. Allora noi partiamo da una piccola cosa, facciamo anche abbiamo un piccolo angolo di caramelle sfuse che per i piacciono bambini? un sacco, esatto, stavo proprio per dirlo. Per i bambini perché qui a Saccolongo ne abbiamo tantissimi. Abbiamo i biscotti, tutta la biscotteria appunto fatto tutto da noi e poi passiamo alla pasticceria Mignon che adesso non ce n'è tantissima perché siamo in agosto. Poi abbiamo anche tutta la parte salata, come vedi, abbiamo grissini e pane, che è proprio da dove sono partita, perché la mia generazione vecchia mi ha insegnato il pane, siamo partiti da lì, mio nonno e mio bisnonno facevano solo pane inizialmente. Quindi la sveglia all'alba? Devo dire che con le tecniche moderne, gli aiuti che abbiamo un po' dai macchinari, però insomma alle 5 dobbiamo essere qui, quindi insomma comunque prestino. Quindi pane, poi abbiamo anche il salato, facciamo pizzette, facciamo brioche salate, tramezzini.
E un'altra parte molto cospicua per noi è la colazione, che non facciamo solo le brioche, ma facciamo anche crostatine, facciamo tante cose, biscotteria, proprio apposta per la colazione. E quindi si passa alla parte colazione e si arriva anche ad avere il caffè, che non è solo caffè, perché poi appunto verso il pomeriggio si fanno anche gli spritz e gli aperitivi. Qui siamo nella produzione. Qui siamo nella produzione e diciamo che questo è più il mio mondo perché è qui che passo praticamente tutto il tempo, io davanti ci sono ma meno, quindi si parte la mattina presto, le prime cose che si fanno si impasta il pane, quindi quello sempre perché il pane è sempre fatto fresco ogni mattina all'alba, prima dell'alba appunto, e lo prepariamo. Da lì poi passiamo a cucinare le brioche ovviamente, che è la seconda cosa che si fa subito, e poi finita la parte della produzione quotidiana che abbiamo, quindi brioche, pane, tramezzini, pizza, tutte le cose che insomma si fanno al momento, passiamo alla produzione delle varie cose che abbiamo, quindi la frolla, quindi per esempio guardo qui abbiamo proprio delle tartelle, perché noi facciamo anche la tartella per la pastina banalmente, questa è la tartella dove ci si mette la crema e la frutta, facciamo proprio tutto, dalla base a questi sono dei baci di dama che poi verranno cotti e poi riempiamo con la cioccolata. Quindi è la classica azienda familiare storica che porta avanti anche l'artigianalità. Sì, esatto. Ci tengo tantissimo, soprattutto proprio anche alla scelta delle materie prime e anche al metodo di lavorazione, che non è scontato ma è importante e secondo me più si va alla ricerca del vecchio in realtà e meno errori si fanno e più cose buone si fanno. Una volta si facevano le cose semplici, alla fine il semplice ripaga perché è naturale ed è più buono. Ti è servito qualcosa dell'ingegneria aerospaziale? Beh, devo dire comunque il metodo, cioè non tanto magari, però il metodo anche proprio a livello di business, diciamolo, ma anche nelle ricette, avere un metodo e riuscirle a saper bilanciare, per esempio le ricette, come anche può essere invece nel business plan, quello sì, mi è servito tanto. Ti faccio vedere un segreto. Certo, infatti sono curiosa. Allora, qui noi abbiamo il lievito madre che è proprio il nostro gioiello, eccolo qui. Questo praticamente è stato impastato all'inizio, è farina e acqua, semplicemente che è riuscita con della macerazione di frutta, per esempio uva sultanina anche, a crearsi i batteri giusti per riuscire a lievitare. Quindi questo adesso è lievito, attivo a tutti gli effetti. Tu hai scelto anche di far parte dell'associazione tua di categoria sì. CNA e sei la presidente degli alimentaristi sì, a livello esatto. provinciale? Sì, sono Perché contenta. e che cosa significa per te? Beh, allora anche lì secondo me significa tanto proprio perché dovremmo cercare di non essere uniti solo per esempio nel mio piccolo lavoro, ma dovremmo tutti noi, vari lavoratori dei vari settori, unirci di più per darci una mano. Laura, allora questa è la parte più intimistica dell'intervista in cui andiamo proprio a analizzare gli errori, le imperfezioni. Quanti errori vengono fatti ogni giorno o se ti ricordi magari un errore molto particolare in questo tuo percorso? Beh, allora abbiamo parlato prima di lievito madre, quanti errori per riuscire ad arrivare a fare un panettone fatto con il lievito madre, tantissimi. E la brioche, quanti errori per riuscire ad arrivare alla brioche che abbiamo adesso, che ne sono molto orgogliosa, ne vendiamo tante e anche appunto panettoni e brioche sono certa adesso di quello che vendo, ma quanti errori, un sacco. Però se non si fanno errori non si cresce, non si impara e non ci si migliora, quindi da un lato insomma è anche giusto così. Dispiace quando li facciamo noi nel nostro laboratorio perché a volte succedono anche piccoli errori magari in un impasto e tocca magari a volte purtroppo buttar via, ecco lì è un po' brutto. Laura come persona come reagisce all'errore? Ah, credo abbastanza bene, nel senso che appunto penso proprio che l'errore sia necessario, dovuto quasi, perché sennò se siamo sempre tutti bravi restiamo sempre tutti lì. Invece in realtà gli errori ci aiutano, proprio ci rinforzano. Quindi in realtà sono sempre positiva, succede, anche se magari lo fa qualche mio dipendente, non importa, voglio dire, l'importante è capire l'errore, lì secondo me è il punto. Bisogna capire l'errore per poi andare avanti e fare le cose giuste. Quindi nella vita come nel lavoro, secondo me, insomma, è giusto sbagliare, basta che siamo attenti e che impariamo da questi errori.
Tu hai avuto queste sliding doors anche necessarie con appunto la morte di tua mamma. Hai mai pensato, chissà che cosa sarei oggi se non avessi questo? Sì, ci ho pensato, anche se devo dire ci ho pensato all'inizio, quando ho fatto la scelta di aprire. Attualmente invece anzi, sono orgogliosa e sono proprio contenta di aver fatto questa scelta e di essere qui, perché ti dà tanto, non avrei pensato. Cioè, quando mi ci sono buttata dentro l'ho fatto forse anche un po' ingenuamente, invece adesso no, anzi ci credo tantissimo, tantissimo in quello che faccio e sono proprio contenta, perché in realtà è un sacrificio, ma che ti regala tantissimo e secondo me le persone non tutte riescono a capirlo, perché non tutte riescono a vivere di sogni e sacrifici che portano a un qualcosa e questo è molto bello, sono contenta, anzi ho grandi aspirazioni e voglio fare un sacco di cose in più proprio per portare avanti anche tutto questo nome, questa tradizione e questo lavoro proprio, non soltanto, ma proprio come arte del pane, arte dell'arte bianca si chiamava una volta, che raggruppa l'arte della farina in sostanza. E quindi no, sono proprio contenta e non mi tiro più indietro, non guardo più indietro perché è giusto così, sono contenta di aver fatto questa scelta. Allora, gli errori capitano, le imperfezioni ce le abbiamo un po' nel DNA, c'è qualche imperfezione che ogni tanto dici aiuto? Sì, beh, sicuramente, soprattutto dovrei essere più attenta, invece magari a volte sono un po' lasciva, dico vabbè, soprattutto devo dire anche, questa è proprio pratica del lavoro, la sveglia la mattina, mamma mia, dovrei essere più brava, devo dire la verità, però vabbè, insomma. E poi in realtà dai, sono abbastanza contenta perché anche nelle imperfezioni secondo me c'è sempre del buono, quindi è giusto così, insomma, è giusto non essere perfetti. Qui non c'è nulla di perfetto, proprio perché è anche artigianale, quindi infatti anche una nostra pastina non saranno mai tutte uguali, sono sempre tutte diverse. Cerchiamo di fare il meglio che si può, però è anche il bello di vedere un'imperfezione e non trovare un bancone perfetto che sembra disegnato. Qui trovi la realtà dei fatti, veniamo qui, ci sporchiamo le mani e questo è il nostro risultato. Allora, io come sempre, come per tutti, ho una lavagnetta, quindi torniamo indietro nel tempo, il gessetto, ti chiedo di rappresentare questa nostra intervista con una parola che riguarda gli errori e le imperfezioni che fanno parte, come abbiamo detto, della realtà. Io vorrei scriverne due, posso? Vai. Allora, io scriverei la passione, che senza la passione non si va da nessuna parte e secondo me è la cosa importante che lega proprio la nostra vita. Cioè noi dobbiamo essere persone appassionate, io lo dico anche alle ragazze che assumo, o se mai assumerò un ragazzo, per carità lo dirò anche a lui, però ci vuole passione, ma in tutto, come è in una relazione anche amorosa o anche di due amiche, ci vuole passione in tutto e qui viviamo di passioni. E poi ci vuole secondo me tantissimo sacrificio, perché errori ce ne sono tanti e dobbiamo sfruttarli al meglio e lo si sfrutta l'errore nel sacrificio secondo me. Cioè bisogna sacrificare qualcosa, ma non è puramente negativa la cosa. Cioè secondo me il sacrificio forse a volte viene detto ecco ho sacrificato. Ma non è vero, cioè sì, è vero, hai sacrificato, ma per cosa? Per dare tanto e quindi è giusto, cioè io vorrei che le persone capissero che i sacrifici sono importanti, ma poi portano, pagano, quindi un errore, se tu ci metti il sacrificio, non è più un errore, ma diventa una cosa positiva, quindi passione e sacrificio qui dentro sempre.